Mamma mia, amici bellini, ci siamo svegliati con il bombardamento non mediatico, anzi, parte da noi stessi, perché Conte lancia il napalm e non c'era nemmeno onestamente bisogno, non è che ti hanno fatto... Voglio spiegarmi bene, cominciamo. Allora, do il benvenuto a Olimpio Russo e ringrazio profondamente tutta la community perché il video di ieri non era facile, non era per tutti, e aver raggiunto oltre 4500 visualizzazioni e l'apprezzamento, mi sono preso il tempo di lasciare un cuoricino a tutti quelli che hanno apprezzato e ho risposto anche ad alcuni che invece hanno trovato l'argomento noioso, ma se lo sono visti lo stesso, quindi per me è veramente un risultato pazzesco, non per il video specifico, ma per quello che rappresenta in questo momento il canale. Non c'erano notizie sullo stadio, quindi non era una cosa cliccabile e cercabile, quindi veramente vi devo ringraziare. E abbiamo parlato un pochino delle prospettive, della filosofia aziendale, insomma di cose importanti che non possono da cui non puoi prescindere se vuoi fare calcio. E oggi torniamo alla conferenza. Voi lasciate un like perché lo sapete che si lascia a prescindere, ma non lo so se io lo lascio un like a questa conferenza, perché onestamente, spostiamoci, lascio questa foto qua, però in realtà questa è la faccia che faccio io a Conte. Ma perché? Cioè, la domanda mia è perché? E la voglio riascoltare insieme, la bomba che lancia, perché non ho capito il motivo. Allora, si parte, Gazzetta dello Sport, Giordano, è solo questione di pressione? Dici, in che senso? E nel senso, tra voi e l'Inter in questo momento è solo questione di chi ha più pressione, così. Conte parte dal presupposto, prima di tutto dobbiamo qualificarci per la Champions. E questa è una frase logica che abbiamo imparato ad accettare, perché l'obiettivo era quello, l'obiettivo minimo era l'Europa, adesso siamo oltre l'obiettivo minimo. Non siamo partiti per lo scudetto e va bene e lo sappiamo. Poi aggiunge Conte e dice comunque siamo lì per dare il vestito fino in fondo, quindi tanto vale che oramai lo facciamo, anche perché per guadagnare i punti che ti danno la Champions matematica, se lo continui a fare in queste partite è chiaro che dai fastidio e puoi mettere un po' di pressione. Dopodiché arriva questa domanda che io mi sono scritto: quanto manca per il quid in più? Domanda col preambolo, lei ha detto, e non è altro che una domanda gemella a quella di prima: quanto manca per il quid? Che c'è proprio lo scudetto, se si può avere lo scudetto, sempre la stessa domanda. A questa domanda, che è la stessa, Conte potrebbe rispondere tranquillamente: ho già risposto, stiamo lì per dare fastidio, ci proviamo fino alla fine perché stiamo lì. E invece Conte, ascoltiamo insieme. A proposito proprio di questo, faccio un breve volo pindarico. Lei il giorno della sua presentazione a Palazzo Reale. Grazie a tutti. Va bene. Buona Pasqua a tutti, a voi le famiglie, a tutti quanti. Buona Pasqua a tutti. Abbozzando una sorta di parallelo, individua la sua esperienza con il Chelsea vicina a quella che poteva essere quella che poi è stata la sua esperienza qui a Napoli. I numeri, naturalmente senza promettere di vincere perché vinceva soltanto una, ma promettendo di provare a far tornare il Napoli ad essere competitivi. I numeri dicono che c'è riuscito. Ora, a 6 giornate dal termine, quanto manca per quel quid in più, per la ciliegina sulla torta? Grazie. Guarda, sono state dette tante cose a inizio anno da parte mia, quindi alcune cose io le posso confermare, altre non posso confermarle. Quindi no, io non rinego nessuno, però sai, poi ti rendi conto di alcune situazioni e non mi sento di confermare tutto quello che ho detto. Ecco, di mantenere tutte le cose che ho detto. È stato chiaro anche il discorso di Kvaratskhelia, no? Ho detto che il Napoli non deve essere una squadra di passaggio, quindi non vorrei passare per bugiardo, per qualcuno che dice delle cose e poi alla fine vengono disattese. È inevitabile che durante questi miei 8 mesi in questo percorso mio a Napoli ho capito che tante cose non si possono fare. Radio CRC a seguire. Radio CRC poi dirà: i tifosi, 10.000 tifosi, cosa può dire, cosa si aspetta, cosa vorrà. Sipario! Tante cose a Napoli non si possono fare. Benissimo. Prima di tutto lo sappiamo,
cioè nel senso che non cadiamo dal pero, sei caduto tu dal pero, che pensavi evidentemente di venire qua e il Napoli improvvisamente diventava il Chelsea, come prospettive, come possibilità magari di ingaggi, come squadra da dove nessuno se ne vuole andare, perché forse sei caduto tu dal pero, Antonio. Ma al di là del concetto in se stesso, che a me non spaventa e non mi confà nemmeno, non dobbiamo commentarlo adesso che c'è Monza-Napoli. La domanda mia è: perché te lo fai uscire adesso in conferenza Monza-Napoli una cosa del genere, che non era nemmeno la domanda? Quali saranno i titoli che adesso gireranno in giro per l'Italia? Conte molla il Napoli, scarica il Napoli. Se prima uno voleva essere possibilista, dice aspettiamo, vediamo, magari anche gli altri progetti possono non convincerlo. Allora hai dato benzina, hai messo benzina sul fuoco di chi poi vorrà scrivere queste cose, e a me sta anche bene che tu non le smentisci, dice io sono concentrato sul lavoro, fatemi fare questo finale di stagione in grazia di Dio e va bene così. Ma era il momento di dire una cosa del genere? Io non mi sento di sposarla questa scelta. Lo sappiamo. E lo sappiamo noi, lo sappiamo benissimo, ma non ti hanno fatto questo tipo di domande, non ti hanno detto lei ha promesso delle cose e poi non le sta mantenendo. Ha voluto mettere i puntini sugli i che il Napoli non è il Chelsea, grazie al dazio, perché poi i dazi di Trump. Insomma, poi arriva CRC che dice che i 10.000 tifosi che sognano così, e Conte dice continuassero a sognare. Ma questa può sembrare una frase che ti dice continuate a sognare, invece no, la espone poi bene, dice fanno bene a sognare, il sogno, vabbè. Però ovviamente io qua stacco, perché questa è la domanda della radio partner che serve a fare il contenuto social su Instagram. Non ha nemmeno citato la maglia sudata, ma oramai siamo lì, lo sappiamo, i tifosi che ci danno una mano, le emozioni dei tifosi, va benissimo. Non si vinceva da un bel po', si parla di vittorie in trasferta eccetera eccetera, ma Conte ribadisce che comunque se stiamo lì a 3 punti dalla vetta vuol dire che nemmeno stavamo perdendo tanto, il percorso ultimo lo sappiamo, insomma qualche alto e basso e qualche pareggio di troppo va bene, però siamo lì eccetera eccetera. Ora però c'è un intervento di un altro giornalista che dice a questo punto la curiosità, ed è legittimo, anzi così bisogna fare, non chiedere ai tifosi quali cose non si possono fare a Napoli, che lei ha detto certe cose non si possono fare. Qua Conte risponde no, ho già risposto, fammi un'altra domanda, voglio domande sulle partite. No però, no. A questo punto tu devi elaborare, perché lui cita il discorso di Kvara che è voluto andare per forza. Allora cosa hai capito? Cos'è che manca? Cioè cos'è che non ha funzionato, che ti aspettavi e che non ti potevi aspettare? C'entra il mercato di gennaio, c'entrano il fatto che tu hai citato in tempi non sospetti il centro sportivo, lo stadio, altre strutture. È quello che ti aspettavi e stai vedendo che stiamo ancora cercando i terreni? Devi elaborare a quel punto. Invece no, adesso vuole domande di campo, e mi sembra giusto volere le domande di campo, non mi sembra giusto che tu hai lanciato una bomba in questo momento di cui non avevamo bisogno noi che non cadiamo dal pero, onestamente. Allora vabbè, chiediamo di Rafa Marin, ed è una domanda anche questa legittima, e la risposta di Conte, visto che sta ancora seccato e teso, dice sì, Rafa Marin, abbiamo lui e gioca lui. Questi ci abbiamo, sono 4 meno 2 così. Risposta seccata, risposta che purtroppo continua a screditare Rafa Marin, e io ripeto, il giudizio sul calciatore lo lascio a voi, l'ho visto troppo poco per dare un giudizio definitivo. Il fatto è che lui dopo dice niente alibi, però tu l'hai introdotto così, cioè nel senso sono in grave emergenza. Potevano anche chiedergli ma perché Olivera, se non ti convince Rafa Marin non puoi giocare con Olivera, sposti Spinazzola. Detto tra noi, non si fa così, perché poi perdi 3-4
pedine, utilizzi tutti e due i terzini nello stesso momento, comunque non avresti ricambi, è meglio che se non gioca col Monza e quando deve giocare, ci siamo. L'Inter che arriva insomma in semifinale, così rafforza anche il percorso del Napoli e bla bla bla, e anche il calcio italiano che ne esce rafforzato. Sì, dobbiamo fare i complimenti all'Inter, non c'era bisogno di quella partita per sapere che l'Inter è forte. sì, il nostro percorso straordinario, il calcio italiano si fa rispettare, dice Conte, perché alla fine negli ultimi anni abbiamo detto, certo. E poi vai a vedere che la Lazio esce col Bodo Glimmete e il brodo, insomma, non tutti benissimo onestamente, perché il quinto posto in Champions quest'anno ce lo sogniamo, però va bene così. Su Buongiorno gli chiedono, non abbiamo date, questa è una cosa abbastanza grave, cioè non riescono a darsi un tempo di ritorno e di recupero, quindi Conte dice situazione molto critica per quanto riguarda la difesa, e poi aggiunge la frase finale alibi 0 alibi, perché va bene, poi ognuno che vuole fare il titolo, Conte ha detto 0 alibi e va benissimo, però nel frattempo ha detto pure situazione molto critica. Invece di, per esempio, dare un po' di fiducia a Raffa Marini, dice l'ho visto che è cresciuto in questi mesi, che ha lavorato tanto, ha lavorato bene, è pronto per darci una grande mano, e comunque no, proprio non riesce. Secondo me è proprio una questione proprio di sapete, gli allenatori con i giocatori si devono prendere, cioè si devono sentire in simbiosi. Evidentemente questo non è mai accaduto, perché altrimenti non si avrebbe preferito Juan Jesus in campo con lo stiramento, resta tu. Il Monza che tipo di insidie? Nonostante la domanda sia la solita, la più banale, almeno uno vorrebbe sentire, ovviamente con quel sapore di la squadra praticamente retrocessa, uno pensa così, e Conte fa bene. Conte è bene che abbia un esempio concreto, dice io ricordo un Roma-Lecce dove la Roma era prima in classifica, il Lecce era già retrocesso, il Lecce andò a vincere con la Roma, e quindi io so come tenere le antenne dei miei ragazzi belle dritte, perché posso portargli degli esempi. Nessuno ci regala nulla, tutto da perdere, abbiamo tutto da perdere. Poi la settimana scorsa si era augurato un gol di McTominay, che poi ne ha fatti 2, e Conte ha la risposta prontissima su questo, dice adesso Di Lorenzo, mi aspetto che Di Lorenzo, perché aveva cominciato che aveva fatto dei gol e adesso è un po' di tempo che non ne fa, la partita a razzo. Conferenza di 12 minuti con auguri di Pasqua integrati, non bene. Secondo me non bene, è chiaro che ci porta a delle riflessioni che però io già avevo fatto, quindi se qualcuno è nuovo sul canale io la riflessione la faccio, non cado dal pero se Conte prende una decisione, ma dici ma quello c'ha il contratto, e perché gli altri giocatori, Kvara non aveva il contratto, ma dici ma quello è un giocatore, questo è un allenatore, e perché Spalletti non aveva l'estensione a favore della società, e perché Giuntoli non era sotto contratto. Se se ne vogliono andare, specialmente nel calcio, se ne vanno, esistono le dimissioni, esistono gli accordi. Esistono gente che non si vogliono più guardare in faccia, e quindi è capace che ci perdo soldi ma non voglio più rimanere così. Ci sono tante cose che non sono nuove per noi, e quindi qualsiasi cosa debba succedere, l'importante è che non si cada. Io non cado dal pelo. Non credo che la società possa uscirsene con ma noi non ce l'aspettavamo proprio, onestamente, perché il contratto devi essere pronto, prontissimo. Manna deve stare già al telefono con 5-6 allenatori credibili, allenatori che la piazza non si immagina, perché se questo uomo qua ha portato avanti questo discorso fino ad essere a 6 giornate dalla fine, a 3 punti dalla vetta, è perché è un uomo che ha un passato, una credibilità, e viene attaccato di meno e viene difeso di più anche da parte della piazza, oltre che dalla stampa, che può poi cambiare idea ad un certo punto. Ma il percorso che ha fatto Conte è incredibile, è straordinario, e si arriva a fare tutto ciò proprio perché anche i giocatori lo hanno visto come figura credibile. Se tu vai a prendere un altro allenatore, no, non ne posso parlare adesso, non ha proprio senso parlare adesso del futuro del prossimo allenatore, non ha proprio senso. Domani si perderà un po' di tempo con l'analisi tattica. Io penso che la formazione sia scritta, anche se torna Di Lorenzo, torna chissà, e penso che giocheranno.
mi potrebbe dare uno sfizio mettere in ballottaggio Lobotka e Gilmour, perché Gilmour è in grande forma e magari Lobotka una partita la potrebbe anche saltare, ma non lo so se Conte si sentirà di farlo. Io non cado dal pero, ma ci sono rimasto un po' male. Secondo me non c'era bisogno di dare un altro assist alla stampa che vuole destabilizzarci. Avrei evitato, Antonio, avrei evitato la cosa. Evidentemente ribollono dentro di te tutta una serie di riflessioni sul futuro, perché poi se vai in Champions l'anno prossimo sai che poi aumentano gli impegni, che ti devi migliorare, perché nel tuo dentro di te sai che non puoi poi andare a peggiorare la stessa squadra, e quindi o hai la consapevolezza che non si può fare e quindi vuoi fare il massimo adesso. Hai fatto quello che hai fatto, ti sei riabilitato, hai riabilitato anche noi e ci eravamo tanto amati, ci lasciamo. Questo però vi ripeto la speranza iniziale che ho lanciato qualche giorno fa. Se Conte ha pensato di andarsene, a maggior ragione vorrà fare il massimo del massimo in queste ultime partite, quindi non vedo il pericolo di uno scoramento da parte della squadra. Dice e se Conte se ne va io adesso non lo so per il futuro, come un po' potrebbe essere successo con l'Atalanta, quando Gasperini insomma ha un po' scricchiolato i giocatori, dice ma questo è l'allenatore dell'anno prossimo o no? Ma mi conviene farmi il cuore così per uno che poi non sarà più l'allenatore? Nel caso del Napoli e di Conte è diverso, perché siamo lì, intravediamo il traguardo e fare il massimo adesso significa tanto anche per i calciatori, specialmente se poi Conte se ne va. Resta più un traguardo preso dai calciatori, e per Conte anche per lui, perché dal 10° al 1° per una seconda volta, come fece in Inghilterra, è imparagonabile, non ce ne sono nel mondo. Se invece non ci dovessimo arrivare, allora io riapro la porticina di quello che magari resta un altro anno alle sue condizioni e prova a migliorare se stesso, ma la vedo sempre più difficile. Da New York, Valerio Fuori del tutto. Domani simuliamo. So che non tutti amano così, ma ama perdere un po' di tempo. Delle sciare di una